che freddo ragazzo, via 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 via, porco cane, vento e freddo a mille, a mille. Guarda che roba, guarda, i vertigini di Singano dove sono? Non so, devo averle dimenticate da qualche parte. Oddio, sono già arrivato alla dogana, quindi sono in Bosnia adesso. Sì, che o hanno i loro tempi o sono andati al bar a bere un caffè perché c'è coda e la gente è smontata fuori. Cioè la coda non è neanche tanta, però la gente è smontata fuori, mi fa pensare. Ah sì, aspetta, giusto, un'altra dogana, quella della Bosnia adesso. E insomma i poliziotti là molto incuriositi dal camper perché è molto bello. Gli ho detto dai sali sali. Allora hanno guardato tutto, no? E dopo è arrivato anche l'altro suo collega, hanno detto bello bello, gli ho spiegato sì ma ho rifatto tutto. E fa con la tenda e tutto quanto, dopo gli fa l'altro cazzo io non tornerei più a casa. Come te sapessi mica. Poi attendo perché ti prendono un po' in confidenza, in simpatia e ti chiedono dopo buono il fumo albanese, cioè capisci, quindi stai sempre attento, neanche a scherzare, cioè digli no, non mi piacciono quelle cose, basta, insomma, ecco. Comunque questi sono stati gli unici che hanno guardato anche il bagno, non so se per curiosità perché gli avevo iniziato a spiegargli il camper o cosa, però insomma questi hanno guardato anche il campo, il bagno. Quindi niente, non nascondere armi, droga e prostitute dentro il bagno. Ragazzo, Singano ora è in Bosnia, ufficiale. Sta cazzo, stavo per iniziare a parlare male delle strade e mi mettono la strada asfaltata, l'hanno fatto apposta. Guarda a sinistra il laghetto, anche qua, laghetto, lagone, guarda che bello. Porco cane, panoramico, vediamo se riusciamo più avanti a fermarsi per due foto. No vabbè, vediamo se riesco. Guarda tutto a sinistra che razza di vallate col lago, guarda che roba, e io non posso neanche fermarmi qua. Aspetta, così vedi meglio. Presta sempre la massima attenzione qua alle strade perché c'hanno di quelle voragini per terra che Serbia levati proprio. No vabbè, curati un secondo la Bosnia. Bello bello anche qua. Perché quella fabbrica, guarda dove andai a fare la fabbrica, una roba da matti. Là c'è una specie di città murata e ma non so dire se era meglio col sole o no, perché non so, guarda che ha il suo fascino, no? Quel che di abbandonato. Guarda le caprette, guarda. Tutte le caprette là. Pecore, caprette. Dio, cos'è quella roba? Topa locale. Abbiamo la topa locale. Qualtra topa locale? No, non direi. Ma secondo te nel wild della Bosnia qua non ci viene fuori l'orso? Guarda che wildume anche qua, tutto un wildume, non c'è una casa, non c'è un cazzo, ma è bello, cioè è bello, a me piace, così io voglio, porca troia. Piove, e ci sta dai, ci sta. Che stupido che sono stato, dicevo sempre che è ora di cambiare le spazzole, i tergicristalli, potevo prenderle in Albania che non mi costavano niente, proprio mona, perché vedi non ci penso alle cose, proprio da mona cazzo. Cioè a Giovanni ha fatto un cambio gomme alla convergenza a 5 euro, un mare di randaggi però ragazzi. Ciao bello, cazzo che bello. Ah no, in questo caso è un cane pastore, ok, questo non era un randaggio, è un cane pastore. Guarda qua capretta, aspetta che vado piano che non mi pincio sotto la capretta, tipo questa, esatto. Passa capretta, cara capretta, ciao capretta, piace. Minchia, a tutti i posti di blocco mi hanno fermato, come in Italia, cioè ti che ho la faccia proprio da Singano, giuro. Dopo vabbè si ride, si scherza, parlano un po' italiano, ti faccio vedere il camper, però tutti che mi fermano, cazzo culo. Mamma mia ragazzo, che bello, cioè che bello per me, mi sto quasi commuovendo a fare sta roba, veramente. Cioè sono qua 50 all'ora, a 45, 50, proprio stravaccato nel niente, dentro un camper che è la mia casetta, è stupendo, cioè non riesco a descrivertelo perché per me può essere bellissimo, per altri ne frega niente, però cazzo, wow, in Serbia, no, in Bosnia, qua così, nel niente proprio, niente. Urco, un tasso morto, so che è brutto filmare gli animali morti, però non l'ho mai visto da vicino, volevo vedere, aspetta che non ci siano anche quelli vivi qua, quindi andiamo avanti, che siamo proprio nel wild più totale. Ah, tutti mi chiedono se ho droga, effettivamente non è stata una cosa molto intelligente disegnare il lupo Alberto col cannone in bocca, anche perché già io non fumo, quindi è stata proprio una cazzata adesso che realizzo, però vabbè, insomma dai.
Madonna di Dio, se avevo preso un colpo, pensavo di aver visto un orso nero, in realtà no, era una vecchia, un fiaccicciona cucciata a 90 sull'orto. No, e le immense vallate giù, come faccio a fartele vedere? Porca miseriaccia, ragazzi, guarda che forse adesso le vedi meglio che siamo un po' in discesa, guarda che roba, riesci a vedere perché io sto guardando la strada, anche perché guarda, arrivano camionazzi e quindi è sempre meglio concentration. Ma che era proprio quello che volevo, cioè wild totale e panorami mozzafiato. Questo è wild totale, panorami mozzafiato li hai visti prima. Mi secca da matti non essere riuscito a inquadrarti quella parte di vallata col fiume, perché era una cosa da film. C'erano i posti anche per fermarsi, sì, ma in tanta mona e dove ti fermavi c'erano tutti gli alberi che nascondevano tutto. Cioè, anche voi, cioè, sfruttate sta roba, mettete una piazzolina di sosta, cioè una piazzolina panoramica, no? Anche qua adesso dai, non è più poetica come prima, perché vedi c'è un villaggio lì e non c'è il fiume, però ok, già qui invece le stradine lasciano un po' a desiderare, bisogna darsi il cambio per passare. Pausa, senti the sound of Osei, zip zip zip, le mucche in lontananza, i campanacci delle mucche. Ah, bello, guarda, non so se la Sony riprende quello che sto vedendo così bene, coi colori così. Memo, le targhe in Bosnia sono BIH, anche queste non le avevo mai viste da noi. Oh, tacci che ho gas, olio a sufficienza, perché qua distributori non ne vedo da una vita, quindi sì, ricordati quando fai sti posti un po' sperduti di stare sempre ben sopra, insomma, al metà pieno. Mi sono fermato giusto un attimino per strada per fare una foto a sta chiesa molto particolare, adesso faccio la foto. Occhio che la Pula qua va via tutta con le macchine in borghese, vedi? Mi continua il nulla più totale, ragazzo, il wild. Guarda che bello, è un po' tipo Triglav ogni tanto, mi ricorda, ogni tanto. Oh, e sta discesa del 10% infinita, speriamo non ce ne sia un'altra uguale, cazzo, va avanti da non so quanto. Porco cane, sono in terza e gli do il colpo di freno ogni tanto, poi mollo ovviamente per non surriscaldare i freni. Bello ragazzo, veramente bello, un po' Slovenia ogni tanto, ma molto bello. Dov'eri, Yuri? Ero nella Repubblica di Srpska. Srpska. Guarda che c'è un uccellino là che mi ascoltava mentre dicevo Srpska. Guardalo al centro, te lo sto tenendo al centro. Non riesco a capire cos'è perché devo anche tenere l'inquadratura. Ecco, adesso pigliava via. Mi ha già dato il culto. Adesso mi avvicino un altro po' e vola. Occhio, 3, 2, 1, è andato giù. E qui c'hai, va là, quella, una specie di fiume torrente. Sì, con le sue cascatelle. C'è venticello e freddo, parecchio freddo, se vuoi la verità. Se vuoi una bugia, no, sto morendo al caldo. Avrei voluto anche farti più video, diciamo, del viaggio, no? Però, sai, per me che vivo quei momenti sembra tutto figo, tutto bello, no? E quindi ti direi tutto il tempo, che bello. Però posso anche capire che dopo, insomma, magari dal monitor uno dopo un po' anche si annoia, quindi vedo di tagliar corto e cercare di filmare le cose un po' più interessanti, non necessariamente belle, perché per capire un posto bisogna anche filmare un po' il deturpamento o normalità, perché come ti avevo già detto, altrimenti uno vede i video, no? Arriva in un punto, in quel posto e dice cazzo, ma era completamente diverso nei video, no? Perché di solito i travel vlogger quando fanno i video ti fanno vedere solo le cose più belle e nascondono tutto il resto, a volte addirittura anche omettendo certi dettagli non da poco dei paesaggi, come ad esempio le torri d'Egitto, no? Cioè tu pensi di essere in mezzo al deserto, no? Queste torri, un cazzo, hai visto dietro le piramidi cosa c'è? Porco cane, c'è la Baraccopoli, la città. È uguale qua con Singa, non funziona così, ti faccio vedere un po' di deturpamento, un po' di nature, un po' di cose tipiche, un po' di cose standardizzate e via dicendo, anche perché adesso hai appena visto il panorama, l'Uselin della Comare e occhio, tac, i tubi, è bello perché in posti come questi, no, ti fermi un attimo,
ti si parcheggia magari una macchina, un vecchio Mercedes con due, no? E ti viene già perché insomma sei in mezzo al nulla, hai capito? Quindi sei tu contro tutti praticamente, nel senso che non hai nessun tipo di aiuto, no? E quindi è tutto molto più emozionante. Oh, e pranzare qui su questa piazzolina, guarda, ci sono anche gli alberi sott'acqua, gli alberi subacquei. Si vede che è venuto sulle water. Ma sì, dai, quasi quasi pranzo qui. Vieni! È un po' come perdere tempo. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, è un po' come perdere tempo, sai? Come gli è venuta quella volta? È sufficientemente tipico tutto ciò. Occhio qua dopo la curva, guarda che Castellauz sopra la mountain. Aspetta che sto attento al bilico, tu guarda il Castellauz. Io guardo il bilico, tu guardi il Castellauz. Eccoci qua, sti castelli un po' ancestrali. Curiosità, anche se non sono riuscito a riprendertelo, ma magari dopo vediamo. In molti cimiteri della Bosnia non ci sono le lapidi fatte a forma di croce, ma sono fatte tipo a forma di uomo, una specie di piramidina stretta alta con sta specie di altra roba sopra, sembra un po' una sagoma umana. Dobar dan Italia. Ah no, buongiorno Italia, guarda la topa. Beh, insomma, oh, guarda che ho trovato tante di quelle macchine senza targa che non ho neanche idea, porca miseria. 10 minuti a Medjugorje e ci arriviamo con la pioggia, ragazzo. Va bene, dai, porta pazienza, è colpa mia se piove, dai. Questo è praticamente il centro di Medjugorje, perché manca 1 chilometro, siamo arrivati. Ho visto che c'è un grande parcheggio, secondo me approfittano, la fanno un po' attrazione turistica e sarà a pagamento. Adesso vediamo. Sì, è a pagamento ed è già strapieno, ma non dimentichiamoci che Singano ha il camper e la bici, e quindi adesso vediamo. Ci hanno fatto la fortuna qua con i negozietti e tutto. Praticamente la storia dice che 6 ragazzi camminando nel monte hanno avuto l'apparizione di un'immagine di luce di una donna con in braccio un bambino. Nessuno sa dire se è stato vero o non è stato vero, ma adesso vediamo un attimo com'è la situation. Beh, già per no camping, io non faccio camping, già, ma forse anche gratuito, sai, perché è strano che già per strada, allora là un altro camper del cacchio, mi metto in parte, già per strada era tutto a pagamento. Vogliamo metterci qua da qualche parte, tipo, ecco, ho paura che mi chiudano là. Italia, niente, devo smentirmi, sono nel parcheggio quello grande, no, di Medjugorje, attaccato alla chiesa, quella con le 2 torri, e dopo a tutti gli altri, diciamo, luoghi di culto, luoghi di interesse per questo, diciamo, pellegrinaggio di Medjugorje, no? E niente, mi sembra gratuito, cioè non vedo nessun cartello, non vedo niente di niente. C'è un altro camper, i miei vicini sono dei ragazzi col T4, eccoli là, ciao vicini. L'unica ciavata è che adesso sta piovendo. Allora, vabbè, intanto ho trovato un wifi aperto, però il wifi aperto cosa succede? Lo usano in tanti, quindi è rallentato. Ho aggiornato le password per dove cazzo siamo qua? Ah sì, in Bosnia, sì, Bosnia-Herzegovina, sì, siamo in Bosnia. E così mi attaccherò a qualche altra rete col computer. Adesso starò un po' qui a sistemare le foto, a svilupparle, a vedere un po'. Se domani dovesse continuare a piovere, vabbè, insomma, non frega niente, ombrello e via, insomma, ecco. Ragazzo, le previsioni mettono pioggia per 2 o 3 giorni, quindi cosa vuoi fare? Stai dentro tappato in camper, no? Via!